Ha bisogno di giovani e di idee il mondo agricolo veneto e i giovani hanno bisogno di finanziamenti per animare le loro idee. I soldi adesso ci sono, li mette a disposizione l'Unione Europea nel programma di sviluppo rurale 2014-2020. 150 milioni di euro destinati ai giovani agricoltori e 50.000 euro a fondo perduto per ogni imprenditore under 40 che intende avviare una start-up. Basta essere un giovane che abbia dai 18 ai 40 anni, che abbia un titolo di studio oppure non abbia ancora un titolo di studio ma che abbia intenzione di impegnarsi veramente nel settore agricolo, riuscire ad ottenere fondi, terreni per iniziare un'attività e ha delle buone idee, sicuramente potrà avere successo. Alla Corte Benedettina di Legnaro, nella sede di Veneto Agricoltura, è stata presentata la nuova programmazione che si sintetizza in un'unica parola: futuro. Futuro per un settore che deve adeguarsi alle richieste del mercato mondiale, che dall'Italia si aspetta un elevatissimo livello di qualità dei prodotti. I giovani vedono il futuro nella terra. Sì, questo è un elemento importante, è altrettanto importante non illuderli, sapere che non è un lavoro che si fa perché manca lavoro da qualche altra parte, dal secondario, ma è un lavoro che richiede competenza, perché un imprenditore agricolo è esattamente un imprenditore come tutti gli altri, nel senso che deve stare nel mercato mondiale, deve sempre avere un occhio di riguardo alla ricerca, alla tecnologia, all'innovazione e anche al mercato. In totale il PSR Veneto gestirà 1.184 milioni di risorse, il 17% delle quali messe a disposizione proprio dalla Regione, che ha costruito il nuovo programma partendo da 4 pilastri fondamentali: il rafforzamento della competitività delle imprese agricole, la spinta all'innovazione, la sostenibilità ambientale, la governance focalizzata e strategica.